Buon pomeriggio e benvenuti a voi da Simone Fiorelli. Calcio a 5 live, trasmettiamo dal Florida Sporting Club, la sfida dell'11ª giornata, valevole il girone B, scusate, di Serie C2, a sfidarsi Ardea e Heracles. Squadre che arrivano all'incontro appollaiate lì ai vertici alti della classifica, con l'Heracles attualmente con 10 partite giocate, 25 punti, Ardea invece con 22 punti in 9 giornate, perciò una partita in meno, formazioni che hanno fatto il primo saluto rivolti verso la tribuna e allora siamo pronti per incominciare. Termina qui il minuto di silenzio, allora ospiti a muovere il primo pallone di gara, Riso subito con la corrente verso destra, intercettato, decide di adottare lo stesso metro di giudizio, lascia continuare, alla fine Mrak e può andare alla battuta. Morbido all'indietro, ma sportivamente viene riconcessa la palla agli ospiti che possono partire da Bonomo, che allarga sulla destra, ancora De Melo, bel pallone per Riso che trova l'1-0, ospiti in vantaggio. Bella l'azione tutta sul fronte destro, 1-0 per l'Heracles. Dell'entusiasmo con Riso che si sposta a sinistra, la tocca ancora per De Melo, lavora il pallone di fisico, poi tenta la conclusione verso la porta. Martinelli può sorvegliare con lo sguardo che la sfera stessa giunga sull'esterno della porta. Pimrak di prima intenzione passa a destra, ancora la pressione, Bisecco la ritrova, De Melo con il mancino, 2-0. Una serie ipoteca al match con due reti arrivate in rapida successione. Riso alza, appoggia all'indietro, Bisecco non corre rischi e passa da Bonomo che ritorna dalla corrente. Riso, passaggio esterno, bella poi la palla come sguscia via tra i piedi dei giocatori dell'Ardea che vanno qui alla conclusione, ancora incrociata questa volta di Mrak che trova l'opposizione del portiere. Galasso con due uomini chiamati da corrente a proteggere lo specchio di porta, alla fine se ne sgancia uno, vuole vederla partire corrente, probabilmente anche prendendosi un rischio perché Galasso ha abbastanza specchio libero per andare alla conclusione, infatti così è, palla che sibila a destra del palo. Questo pallone alla fine si deve accontentare del calcio d'angolo, ancora sfera che viaggia, a conclusione Riso non vuole correre rischi, si spazza il più lontano possibile. Angione mette a terra, da uno sguardo saggiamente passa da Cimini. Mrak, ancora il numero 10, se la porta sul piede destro e calcio, portiere a mettere i guanti. Martinelli, Mrak, dovremmo essere praticamente allo scadere, arbitro infatti che manda le squadre a riposo. 2-0 il risultato nel corso del primo tempo, doppio vantaggio da parte dell'Heracles nei primi 2 minuti a siglare le reti, prima Riso poi De Melo. Ardea che dovrà chiaramente ribaltare la situazione nel corso dei 30 minuti del lato B dell'incontro e allora tra poco. Squadre che hanno cambiato il proprio posizionamento all'interno del rettangolo verde di gioco, attaccherà l'Ardea in maglia gialla, calzettoni bianchi e pantaloncini bianchi da destra verso sinistra, Heracles in maglia blu, pantaloncini neri, blu scuro meglio, e calzettoni blu ad attaccare da sinistra a destra. Mrak, l'appoggio, Galasso per Cimini, all'indietro Mrak, Galasso può alzare la testa, non vede però una linea verticale, decide di attendere, poi il pallone per Feitosa che la controlla, riesce anche a resistere alla pressione di Riso, poi Galasso ancora con la sfera che batte sul corpo del numero 10 avversario che Caparbio se la va a riprendere. Riso in avanti, il suo pallone, conclusione, Martinelli si distende e dice no, Cimini, destro, larga, passa la Feitosa, Cimini. Pressato Riso, l'ultimo tocco però è del numero 5 e allora la rimessa è per l'Heracles. Riso all'indietro,
Pallone che viaggia per Bisecco, che la controlla in qualche modo, poi Segalla se ne va bene, Martinelli in uscita riesce a concludere il numero 14 sull'esterno della rete. Talmente Mrak tenuto fuori da questa azione con il bel movimento a liberarsi da parte di Vanderlei. Ancora il numero 9 che se ne può andare, Caparbio, Feitosa se la va a prendere. Feitosa gira largo rispetto all'avversario, poi in avanti il suo servizio giudicato regolare, allora Riso con il portiere che esce, calcio di rigore e anche ammonizione per Martinelli. Vanderlei contro Martinelli, prova a coprire più spazio possibile l'estremo difensore con tutto il corpo, si attende solo il fischio del direttore di gara. Vanderlei, vediamo se incrocia, invece centrale, 3-0 Eracles. Cicini, Galasso, si ritorna dal portiere in movimento. Mrak può andare al tiro, sferrato verso la porta, difesa che deve correre ai ripari ora con Cimini che alza la testa. Mrak cambia tutto, Galasso può andare, Galasso con l'esterno elegante, Feitosa la recupera, poi Galasso cerca lo spazio, Feitosa per la conclusione, spara alto. Galasso Mrak prova a farsi spazio, Vanderlei con la conclusione dalla lunga distanza. Lo stavamo dicendo come in caso di ripartenza la porta sarebbe stata sguarnita per l'Eracles, infatti ripartenza che si è ripresentata. Vanderlei dalla propria metà campo fa 4-0 per gli occhi. La metà campo avversaria la caccia quantomeno di un pareggio che con lo scorrere però dei minuti sembra sempre più difficile, ma sappiamo che non mancano le qualità nelle fila dei padroni di casa per raggiungere questo risultato, per ritrovare l'aggancio che più che mai quest'oggi sarebbe fondamentale per rimanere a contatto lì con le prime posizioni. Feitosa qui alla palla buona, calcia di mancino sull'esterno della rete. De Melo con il destro serve al centro, Riso chiuso dalla diagonale di Feitosa. Vanderlei, movimento rapido delle gambe, chiude Galasso, però la traiettoria Galasso, lotta di fisico imponente tra i due, De Melo la ritrova, Riso con il destro, 5-0 Eracles. Appoggio corto, Ardia che cerca la soluzione ma non la trova perché davvero l'Eracles è sistemato in maniera perfetta. Due linee da due, scusate, nel frattempo arriva il tiro di Pucino addosso a Corrente e la riesce a deviare, ancora Pucino, Corrente ci mette i guanti, conclusione, 6-0 Bisecco. Un paio di occasioni, la giusta opposizione da parte di Corrente, un altro paio di occasioni sprecate, risultato che non è giusto perché comunque sono tante 6 reti per una differenza alla fine non così netta tra le due formazioni, ma comunque un vantaggio che finora va alla squadra che sta riuscendo a dare più concretezza al proprio gioco. Arriva anche il 7-0. Rucci nonostante sembra davvero dar tutto in questi ultimi minuti, ma in generale nel corso della partita l'Ardea ha veramente sudato la maglia, così possiamo dire, nonostante il risultato che finora la vede nettamente sotto quando mancano circa 6 minuti al termine del match. La respinta nel frattempo in rimessa laterale con il pallone di Galasso, all'indietro Pucino libera il sinistro, palla che dà l'illusione del gol sbattendo sull'esterno della rete, terminando fuori. Attenzione qui al recupero palla, Pucino, conclusione, Corrente chiude lo specchio. Super parata qui di Corrente con la botta a colpo sicuro
da parte di Cimini, che aveva il pallone buono sul destro per trovare la rete, che appunto dicevamo potrebbe essere giustamente trovata da parte dell'Ardea. Nel frattempo conclusione, bravo Martinelli a distendersi alla sua sinistra, ancora l'aggancio, però il tiro Martinelli supera in 2 tempi, su 2 tiri, chiude la porta. Fino a conclusione con il tiro e la rete di Pernice, 8-0. E allora adesso Pucino contro corrente, il sinistro del numero 11 contro i guantoni, o meglio le mani, del numero 21. Vediamo se andrà anche lui alla conclusione centrale oppure tenderà o proverà meglio a piazzarla, infatti così è, arriva la rete dell'8-1 per l'Ardea con Pucino. Ne ha e neanche tanto. Finito a terra il numero 7 sembra comunque in grado di proseguire. Qui proprio Pernice, scusate, non Pucino bensì Pernice nell'occasione precedente ad andare alla sportellata, poi Feitosa colpisce la traversa, Cimini al tiro e c'è l'8-2. Martinelli, Cimini, scambio corto, poi Feitosa entra in possesso ma c'è stato fallo e indicazione da parte dell'arbitro di riprendere con il gioco da fermo Angione. Adesso servito, bellissimo il pallone per Feitosa che va al tiro, Bonomo dice no e chiude la porta. Tante non si capiscono, Bonomo direttore di gara con il pallone adesso finalmente finito a terra. Cimini se la riprende, ancora Caparbio il numero 5 che cerca il corridoio giusto, Pernice però mette il fisico, Pernice con il pallone incollato al piede quando si chiude l'incontro, 8-2 in favore degli ospiti. E allora grazie a voi di averci seguito, da Simone Fiorelli e Calcio a 5 live, appuntamento al prossimo incontro. E allora al termine dell'incontro siamo con Attila. Partita difficile, lo sapevamo già dall'inizio, 3 punti che quest'oggi potevano essere d'oro per voi come per gli avversari. Alla fine Heracles che dopo il doppio vantaggio ha preso il largo, cosa ci vuoi dire al termine dell'incontro? Dico che dobbiamo allenarci di più, non è mai abbastanza e dobbiamo focare, puntare, concentrare. Domanda, a fine partita l'avete ripreso o comunque chiaramente ripresa soprattutto nel ritmo, nelle reti trovate? Cosa non vi ha dato quella spinta inizialmente? E come ho detto prima, è mancato un po' di concentrazione. Al secondo tempo siamo entrati meglio, però è mancata sempre la concentrazione, la cattiveria. Penso che dobbiamo allenarci di più. Va bene, allora ti ringraziamo e alla prossima. Grazie a te.